Buonasera a tutti intanto e grazie ai ragazzi di Indipendenza Veneta dell'area cittadellese per aver organizzato questa serata, anche se va premesso che Indipendenza Veneta oggi, questa sera, è ospite di Anni Veneto, perché è una cosa che abbiamo, un'iniziativa che abbiamo spinto anche noi, ma di cui i protagonisti principali restano comunque i sindaci, i veri politici del territorio che governano il territorio veneto e che ormai sono trasformati da questo Stato italiano in una sorta di curatore fallimentare, perché non hanno più risorse da spendere o da gestire, hanno le briciole in qualche modo da spendere verso la loro platea e dire ma non so se quest'anno, che ne so, asfaltiamo la strada piuttosto che dare qualche soldo all'asilo o fare qualcosa per i pensionati. Questo è ciò che rimane ai sindaci e credo che ci diano testimonianza di questo anche gli amministratori qui presenti. Volevo spendere anche due parole in onore del sindaco Bobo Miatello, che è qui questa sera, perché in settimana ci siamo sentiti, ha detto che sarà il coordinatore di Anni Veneto per l'Alta Padovana e questa sera è qui anche assieme al vice sindaco Nicola Pettinuzzo. È testimonianza allora anche del comune di San Giorgio in Bosco, che è vicino ad Anni Veneto. Mi dispiace, non lo dico con tono polemico, che non ci sia il padrone di casa, il sindaco Pan di Cittadella, non lo so, forse aveva sicuramente altri impegni più incombenti o altri, ha delegato Miatello, altre cose impellenti, comunque non importa. Una cosa volevo sottolineare, che Indipendenza Veneta è sempre vicina alle lotte nel territorio, anche quando non porta il simbolo di Indipendenza Veneta. L'ultima volta che sono venuto qui a Cittadella, tra l'altro il mio paese natio, è stato proprio per solidarietà verso il sindaco Bobo Miatello e il sindaco Pan, quando sono stati vergognosamente attaccati dal prefetto di Padova solamente di sindaco veneto per aver messo la bandiera a mezz'asta dopo che era stata rifiutato anche l'ennesimo referendum sulla legge Fornero. Ma direi che questo Stato ha oltrepassato la vergogna quando l'8 agosto dell'anno scorso ha impugnato la legge 16, la nostra legge 16, che una giunta regionale, ahimè, e non me ne vogliano gli amici della Lega, perché sono convinto che i militanti della Lega siano tutti per l'indipendenza. Purtroppo i loro dirigenti hanno ancora qualche confusione in testa e confondono l'autonomia con l'indipendenza. Comunque noi eravamo qui perché le battaglie per i veneti si fanno in Veneto e francamente, ripeto, senza nessuna voglia di fare polemica, quella non è la bandiera della Lega, è la bandiera del popolo veneto. A Roma accanto alle croci celtiche o alle bandiere italiane che nulla hanno a che fare con il nostro popolo. Il concetto di autonomia e indipendenza, lo dico al popolo leghista, ripeto che è più indipendente forse anche l'indipendenza vera. La differenza qual è? Lo scrive bene anche Alessio Morosi nel libro Autodeterminazione, riprendendo le parole di Paolo Sartre. L'autonomia passa da Roma, dobbiamo metterci in testa questo. Allora ci si prostra davanti a uno Stato che sta facendo quello che sta facendo nel nostro territorio, causando, anzi provocando l'istigazione al suicidio di centinaia di lavoratori veneti, Io non ricordo di aver visto tanti politici ai funerali di artigiani e commercianti che si sono tolti la vita. E allora non lo so in quale modo le istituzioni di Roma o le istituzioni comunque italiane siano vicine al popolo veneto. Io questo non lo vedo. L'autonomia passa da Roma e per passare da Roma ci si deve inclinare, si riconosce uno Stato superiore, allora si fanno due errori e si continua a fare l'elemosina. Sappiamo bene che per una riforma costituzionale
come serve quella per l'autonomia, c'è bisogno di una maggioranza qualificata del Parlamento italiano, di questo Parlamento di cui avete avuto sintesi in Roma capitale nelle ultime vicende che penso nei giornali abbiate letto tutti. Allora, secondo voi questo Parlamento potrà mai dare un po' più di autonomia ai veneti? Qualche milione di euro in più? Un Parlamento che attraverso un governo che poi dovrebbe essere gestito, dovrebbe anzi richiamarsi alla democrazia, visto che il suo Presidente del Consiglio è iscritto al Partito Democratico, ha aumentato l'IVA sul pellet da riscaldamento, questo lo dico sempre perché è una vergogna, sul pellet da riscaldamento al 22%. E ricordiamo che il pellet, le stufe a pellet, sono per la maggior parte dei casi acquistate dai pensionati che non possono permettersi magari un riscaldamento a metano o una nuova caldaia e vivono in una stanza e allora prendono sta stufa, e il governo, questo governo, ha aumentato anche l'IVA su questo, facendolo gravare sui contribuenti più deboli della nostra società, i pensionati, che non sono i pensionati di parlamentari o i cassintegrati di Alitalia a 7.000 euro al mese, sono i pensionati da 600 euro al mese. E allora, secondo voi, fate una considerazione personale, potrà mai concedere questo governo un po' più di autonomia, come dicono o come dice qualche rappresentante di Confindustria quando dice non c'è bisogno di indipendenza ma di maggiore autonomia, usa anche un comparativo. Quale sarebbe l'autonomia attuale del Veneto? Che non c'è, che non esiste. E invece l'indipendenza è un diritto che devono esercitare i veneti, devono. È un dovere civico ormai, non un diritto solamente. Perché il nostro popolo è calpestato ogni giorno, il nostro tessuto economico e sociale che è imperniato sulla piccola impresa viene smantellato giorno dopo giorno. Dal 2008 al 2013 hanno chiuso 23.400 aziende. Io non ho visto tanti articoli sul giornale. Li vedo quando l'Electrolux vuole chiudere magari uno stabilimento a Susegana per lasciare a casa 200 dipendenti, ma per le tante microimprese che compongono il nostro tessuto economico non vedo assolutamente nulla. Non si scrive. Questi dati li abbiamo estrapolati grazie a Unioncamere con cui collaboriamo e abbiamo a disposizione anche dati che molti purtroppo anche industriali ignorano quando dicono ma l'indipendenza non è possibile perché il Veneto è troppo piccolo. Sì, è talmente piccolo che è più grande di 10 paesi dell'Unione Europea, per esempio, e ha un prodotto interno lordo che supera abbondantemente quello di tante nazioni che già sono dentro l'Unione Europea. E secondo i dati libellati, il primo anno di indipendenza darebbe al Veneto l'opportunità di fare un surplus del più 12,2%. Vi rendete conto? Quando l'economia più forte che noi conosciamo, l'economia cinese, a stento oggi fa il 5-6%. E poi vediamo scritto nei giornali: stiamo uscendo dalla crisi. Dopo aver pur perso 10 punti percentuali, adesso c'è l'aumento del PIL dello 0,1%, una cosa straordinaria. Il Veneto oggi ha 200.000 disoccupati, se ci mettiamo anche i cassi integrati andiamo a 250.000 persone. Dato che oggi, lo sappiamo tutti, per vivere servono 2 stipendi in una famiglia, significa, facendo i conti della serva, che 500.000 veneti, non uno, fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. E basta andare in giro per le strade, basta andare in giro nelle nostre zone industriali. Io sono nato negli anni 70 e 10 anni prima mio papà mi dice sempre: queste aziende qua sono nate da un vano, da un sottoscala, e adesso hanno fatto aziende con 300 dipendenti. Adesso gli stessi imprenditori che sono partiti da un vano, da sottoscala, sono in atto per abbattere i tetti delle aziende perché non hanno i soldi per pagare l'IMU. Questo è quello che ha portato l'Italia qui dentro, altro che risorgimento. C'è stato un rinascimento, ma il risorgimento è una cosa forse che andrebbe cambiata come nome, andrebbe forse messo un grigiore di 150 anni di Stato italiano che nulla hanno a che fare con la nostra storia. Allora l'iniziativa Ami Veneto è un'altra iniziativa di indipendenza veneta assieme ai sindaci per farvi capire che la nostra politica è quella del territorio, trasversale completamente alla politica italiana, e ribadiamo sempre: non siamo contro l'Italia e non lo saremo mai.
perché il nostro interlocutore non è l'Italia ma è l'Europa, e non siamo chiusi, come dice qualcuno, verso l'Europa. Ma attenzione, l'euro ha fatto danni e quant'altro. Anche sul discorso della moneta è giusto precisare, e non perché lo dico io che sono il signor nessuno, ma al nostro convegno del 14 giugno scorso Pascal Salem, uno dei più autorevoli economisti del mondo, consulente anche del Fondo Monetario Internazionale, ha detto: cari Veneti, voi avete dei bilanci così perfetti, così a posto, una produttività così elevata, che non avete nessun problema ad avere l'euro, perché i vostri conti sono perfettamente in ordine. La vostra è una scelta. Volete stare con l'euro? Benissimo. Se l'Europa proprio vi dirà di no, rassegnatevi ad essere come la Svizzera. Penso che staremo bene tutti, no? La nostra gente comunque va protetta e non dobbiamo più lasciare all'indifferenza, e questo lo dico a ciascuno di noi, all'indifferenza, citando anche le parole che ha proferito il Santo Padre, volenti o cioè credenti o meno, però come uomo ha detto che il male peggiore di questi tempi è proprio l'indifferenza. Io la sposo appieno questa tesi. Allora non lasciamo sempre che ci sia qualcun altro che pensi di andare avanti, che faccia la lotta per noi. Mettiamoci, ciascuno di noi metta la propria parte e dica: finalmente possiamo lottare, abbiamo una legge, abbiamo anche un movimento che sta lottando per noi. Sapete che Indipendenza Veneta nel congresso che abbiamo fatto a Vigozza dell'8 febbraio scorso ha deciso di partecipare alle elezioni. L'abbiamo fatto pensandoci più di 2 mesi e con tante sere, e non eravamo sicuri, non lo siamo per certi versi ancora adesso, di aver fatto la scelta giusta. Ma sicuramente davanti a un ostruzionismo della nostra legge 16, davanti a delle istituzioni che l'hanno messa nel cassetto, non abbiamo altre scelte.